però avevano conosciuto la grazia di Dio, avevano accettato Gesù. Efesini capitolo 3. Alleluia, amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo leggere la parola di Dio. Leggeremo il capitolo 3 degli Efesini dal versetto 14 fino al verso 21, la conclusione del capitolo. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. 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 Vogliate accomodarvi. Gloria al Signore. Il tema di questa epistola di Paolo, questa epistola che scrive agli Efesini, alla Chiesa in Efeso, è il corpo di Cristo, la Chiesa come il corpo di Cristo. Gli Efesini, dicevo nell'introduzione, non erano ebrei, Efeso era una città greca, quindi non avevano nulla a che fare con gli ebrei, e facevano parte di quello che l'Apostolo chiama nel Nuovo Testamento i gentili, i pagani, cosiddetti pagani, che si sono convertiti dall'idolatria, sono convertiti ad adorare l'unico solo vero Dio ed hanno accettato Gesù nella propria vita. Alleluia. Quindi possiamo dire che in un certo senso è rivolta a noi. Beh, noi non siamo ebrei, ma siamo in qualche modo, per la grazia di Dio, per il sangue di Cristo Gesù, parte del popolo di Dio. Non siamo di etnia ebrea, ma nonostante le varie etnie, i colori della pelle, siamo il popolo di Dio. C'è un solo popolo. Al di là delle denominazioni, della provenienza geografica, Dio ha un popolo. Noi siamo parte del suo popolo. Ed è per questo che diciamo gloria al tuo nome, Signore. Che gioia fare parte del tuo popolo. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Ed è la prima lettera che Paolo scrive mentre è in prigione. Scrive diverse lettere, altre lettere anche ai Filippesi, mentre è in prigione, ma scrive anche questa lettera agli Efesini e li vuole incoraggiare, perché era una chiesa che stava subendo un periodo di scoraggiamento, possiamo dire un periodo di crisi, non lo so, ci sono momenti che a volte attraversiamo che non vorremmo attraversare, però li attraversiamo e magari non ci rendiamo conto come siamo arrivati fino a quel punto, ma ci siamo arrivati. Piano piano ci si spegne, piano piano perdiamo di vista la gioia di servire il Signore, perché ci lasciamo troppo coinvolgere da tutto ciò che ci circonda. Dio invece ci dia grazia, fratelli e sorelle, come Paolo. Sì, ma era San Paolo, era un uomo. La sua natura non era divina, è nato da uomo e da donna, come me e come te, però aveva una visione, non viveva più per questo mondo,
Amen. Alleluia. E ha potuto scrivere addirittura ai Filippesi: il mio vivere è Cristo. Amen. E morire mi è di guadagno. È una visione che tutti dovremmo avere. Vivere per Cristo. Quando cantiamo quel canto dice: la ragione della vita è amare te, Signore. Non deve essere un bel cantico, una bella melodia, no. Noi vogliamo realizzare anche il cantico che noi cantiamo. Le parole, quelle espressioni, quelle parole sono anche quelle rivolte a Dio. Tutto fa parte del culto, della lode a Dio. Vero? Il cantico fa la sua parte, la preghiera, alleluia. E poi c'è la parola. Siamo giunti alla parola di Dio e Dio ci sta parlando. Amen. Gloria al Signore. Quindi è una bella visione. Anche nel carcere lui riesce a incoraggiare le chiese. Che invidia che ho. Anche nelle tribolazioni essere d'aiuto agli altri, alla chiesa del Signore. Mai perdere la gioia del servizio, in qualunque modo, in qualunque situazione ti trovi, servi il Signore con gioia. E Paolo era in carcere. E scrive così all'inizio proprio del capitolo 3: per questo motivo io, Paolo, si definisce il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri. Come dire, non si sentiva imprigionato da Cristo, si trovava in carcere, e si trova in carcere per la Chiesa, per il servizio che lui ha compiuto per la Chiesa, che è l'opera di Dio. E sembra contento nello scrivere: io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi stranieri. Alleluia. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Aveva ricevuto un chiaro mandato l'Apostolo Paolo, viene definito anche da qualcuno l'Apostolo dei Gentili. Aveva ricevuto una chiamata particolare di evangelizzare non tanto gli ebrei, ma diffondere l'Evangelo in quelle parti dove non era mai stato diffuso, dove non c'era il popolo degli ebrei. E grazie a Dio la sua evangelizzazione, la sua opera è giunta anche fino a noi. Gloria al Signore. È giunta in Italia, è andata a Roma a evangelizzare, è andata in carcere. Stiamo godendo dell'opera, del frutto, del lavoro di questo figlio di Dio, di questo apostolo. Ma amava la Chiesa in un modo particolare. E io dico come dovremmo amarla ciascuno di noi. Possiamo dire che amiamo il Signore? Io amo Gesù. Bene, di conseguenza io amo anche la sua sposa. Sapete che la Chiesa è la sposa di Cristo. Io amo Gesù. Bene, di conseguenza amo anche i miei fratelli. Alleluia. Non perché li amo perché mi amano, li amo perché Dio è amore, e l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Noi non guardiamo le nostre imperfezioni perché ne abbiamo tante. Tutti noi siamo imperfetti, ma guardiamo in ciascuno di noi l'opera di Dio. Tu sei frutto della grazia di Dio. Io sono frutto della grazia di Dio, vero? Ciascuno di noi frutto dell'opera di Cristo, della sofferenza di Cristo. Gloria al Signore. E poi versetto 14 che abbiamo iniziato a leggere nel testo è la preghiera di Paolo per questa chiesa di Efeso. Dice: per questo motivo, perché appartenete a Cristo, perché vi ho evangelizzato, perché l'opera di Cristo è evidente anche in voi e voi siete parte del corpo di Cristo, io per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre. Ma non pregava per se stesso. Ma come era in catena, era in carcere, si definisce prigioniero di Cristo, ma non pregava per se stesso. Pregava per qualcosa di molto più prezioso: l'opera di Dio. Alleluia. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Tutto dipende da Dio. Egli è il Padre di ciascuno di noi. Alleluia. Amen. Affinché egli vi dia il motivo della sua preghiera era
affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Amen. Amen. Io ho bisogno di essere potentemente fortificato mediante lo Spirito del Signore nell'uomo interiore. Dentro c'è qualcosa che nessuno di noi può vedere, gli altri non possono vedere. È vero? Gli altri cosa possono vedere? La nostra forza esteriore. Ma quanta debolezza c'è dentro di noi? Quella il Signore la può vedere. E davanti alla presenza di Dio noi vogliamo ammettere la nostra debolezza nel dire: Signore, io ho bisogno di te. E Paolo lo sapeva bene. Paolo era forte come persona, come personalità, aveva una forte personalità, e leggendo i suoi scritti, le sue epistole, sembra di capire che era molto forte anche nel Signore e nell'uomo interiore. Non è da tutti, sapete, essere in carcere, in catene, e scrivere delle lettere e incoraggiare la Chiesa. E poche volte dice: pregate per me, anzi quella volta che lo chiede lo dice nel senso che affinché il Signore mi dia ancora, non di essere libero, di poter, ma di poter evangelizzare ancora, essere utile ancora per l'opera del Signore. Vedete che visione, alleluia. Dio ci dia grazia di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Alleluia. Perché quando l'uomo interiore è fortificato dallo Spirito del Signore, sa resistere. Sa resistere di fronte agli attacchi del nemico, sa resistere. Sa che la situazione in cui si trova non è voluta da Dio, perché a Dio piace godere e farti soffrire, no? No, l'uomo interiore sa che tutto dipende, tutte le circostanze, ogni cosa dipende da Dio. Lui è il sovrano. Il nemico può anche attaccarci, ma Gesù è il Signore. E il nemico può anche cercare di abbatterci, ma il Signore è colui che ha vinto. Amen. Quindi vogliamo, come credenti, essere potentemente fortificati mediante lo Spirito del Signore nell'uomo interiore. E prega anche Paolo affinché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Alleluia. Questa era la preghiera dell'Apostolo Paolo per la Chiesa. Signore, Padre mio, ti prego, fa che ogni fratello, ogni sorella, ogni membro della Chiesa di Efeso, io voglio dire ogni membro della Chiesa di Pieve di Cadore, sia potentemente fortificato nell'uomo interiore e possa conoscere veramente, Signore, realmente, alleluia, qual è l'amore tuo, Signore. Cos'è l'amore tuo, l'amore di Dio, questo amore di cui ci riempiamo la bocca tante volte, o no? Dio è amore, dobbiamo amare, ci riempiamo la bocca, ma siamo capaci di abbracciare questo amore immenso quando parla di conoscere la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio. Io credo che l'Apostolo Paolo si renda conto e voglia far comprendere che l'amore di Dio è molto, ma molto, ma molto più grande di quello che potremmo mai riuscire a comprendere. Amen? Alleluia! Gloria al Signore!
Signore, facci essere capaci di ricevere tutto il tuo amore nella nostra vita. Alleluia! Cristo Gesù abita nella mia vita. Per mezzo della fede abita nel mio cuore, Signore. Fammi conoscere il tuo amore. Alleluia! Questa è la preghiera di Paolo per gli Efesini. E poi conclude questo incoraggiamento con un'affermazione: ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa. Ma ci rendiamo conto che quello che chiediamo al Signore è solo una piccolissima parte di quello che Egli può fare per noi? Ma ci rendiamo conto di questo? Quando preghiamo per qualcuno che il Signore lo guarisca, ma ci rendiamo conto che è solo una piccolissima cosa che chiediamo al Signore? Il Signore può fare infinitamente di più di quello che gli stiamo chiedendo ora, in questo momento. Forse hai una preghiera nel tuo cuore: Signore, provvedi di questo, fai quell'altro, guarisci, salva. Ma Dio può fare infinitamente di più. Egli è l'Onnipotente, amen. Può fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. A volte chiedere è anche limitare quello che Dio può fare. E in base a questo ragionamento di Paolo potrei dire: ma Signore, non ti chiedo nulla, solo fai tu. Alleluia. Fai come ti pare, fai, Signore. Non voglio chiederti come, cosa, tu sai. Alleluia. Perché quello che io ti chiedo, so che non solo lo puoi fare, ma mi puoi dare infinitamente di più. Amen. Alleluia, gloria a te, Signore. A Lui sia la gloria nella Chiesa. Amen. La Chiesa glorifica il nome del Signore. Amen. La Chiesa è di Cristo. Amen. Io e tu siamo di Cristo. Amen. Alleluia. Nella Chiesa ci sia gloria per il Signore, ma anche nella nostra vita. La tua vita e la mia vita sia a gloria di Dio. Amen. Alleluia. Viviamo per Cristo. Amen. Amen. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le età, Amen. nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Passa il tempo, ma quello che era da principio per gli Apostoli deve essere anche per noi oggi. Amen. Passano i secoli, a Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Amen. Il culto è alla gloria di Dio. Amen. Il culto è per innalzare il nome del nostro Signore Gesù. Amen. Alleluia. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Ora Yamaka e te, Gloria, gloria, gloria al Signore.